Sono stati 33 gli inserimenti lavorativi in alberghi, campeggi, stabilimenti balneari, bar e ristoranti, 400 i ragazzi disabili coinvolti nelle varie attività nelle località balneari aderenti al progetto di turismo sociale e inclusivo in 9 spiagge del litorale veneto. Progetto promosso dalle ULSS 3, 4 e 5. Tra le attività in cui i ragazzi sono stati impegnati la pet therapy, la barca a vela, la canoa, il nuoto, la bicicletta, solo per citarne alcune. Più di 40 le strutture e associazioni aderenti, a cui si aggiungono una ventina di associazioni sportive coinvolte nelle attività ludiche. Questi i numeri del progetto nato su impulso della Regione che già guarda al prossimo anno. Stiamo già lavorando per i progetti futuri, anche perché la grande novità è che ci saranno dei finanziamenti nazionali, lo ha detto anche il Ministro Stefani, proprio sul turismo accessibile con dei bandi nazionali, e il Veneto è pronto perché ha idee, progettualità, ma anche ha luoghi che si adattano molto bene a rendere queste strutture sempre più accessibili e sempre più fruibili. Prospettive di un progetto partito nel 2017 con l'ULSS 4 capofila che ha permesso l'integrazione lavorativa di molti ragazzi. Nel 2019 abbiamo avviato, come dicevo, questo percorso e alcuni ragazzi sono rimasti all'interno del mondo del lavoro assunti attraverso appunto le formule delle categorie protette. È stata un'esperienza per loro, ma anche e soprattutto per i datori di lavoro che hanno scoperto la capacità, la passione con la quale questi ragazzi si sono proposti nell'attività che veniva loro assegnata. Inclusività, la parola d'ordine che ha animato il lavoro condiviso dalle 3 ULSS in un anno difficile nelle località coinvolte, dal Lido di Venezia a Bibbione, da Rosolina Mare a Jesolo, da Caorle a Sottomarina. Non ci ha fermato neanche il Covid e quindi proprio per stare vicino a questi ragazzi, per dare un messaggio di vita, di speranza, noi vogliamo partire da qui, da questo concetto di integrazione e di spazi fruibili a tutti.